Segno i giorni scorrere sul calendario. Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Conoscevo come adesso ed ego non mi absolvo neanche quando mi confesso dei peccati che ho commesso. Guido un'auto da Fè. Buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori, bentrovati al nostro appuntamento con Auto da Fè. Il venerdì di nuovo con noi, lo ringrazio per questa consuetudine, il professor Fabrizio Pezzani, professore emerito di economia dell'Università Bocconi. Professore, buongiorno, buon anno. Buongiorno a voi Grazie. tutti e buon anno. Allora, professore, stamattina ci siamo ripromessi di parlare di un paio di questioni, tra le altre. La prima ha a che fare con la vicenda di Cecilia Sala, della quale si sono occupati tutti in questi giorni. Questa vicenda, ne parlavamo brevemente ieri, ti ha richiamato alla mente un'altra vicenda storica di tanti anni fa. Siamo nel lontano 1985. In quell'anno cade la crisi di Sigonella, un caso politico-diplomatico e per poco anche militare, rischiava per poco di essere anche militare tra Italia e Stati Uniti, nell'ottobre del 1985. Infatti il confronto Italia-Stati Uniti all'epoca rischiò di sfociare proprio in uno scontro armato tra la vigilanza aeronautica militare e i carabinieri italiani da una parte e i militari della Delta Force, un reparto speciale delle forze armate statunitensi, dall'altra. Dopo una rottura politica tra il presidente del Consiglio italiano Craxi e il presidente degli Stati Uniti Reagan, circa la sorte di alcuni terroristi palestinesi che avevano dapprima sequestrato e poi dirottato una nave da crociera italiana, la Achille Lauro, uccidendo un passeggero statunitense ebreo, Leon Klinghoffer. Ci fu un confronto perché alla fine l'aereo con i dirottatori della nave fu dirottato appunto a sua volta su Sigonella, sulla base di Sigonella, e lì avvenne un confronto molto muscolare, no? Ecco, perché questa vicenda ti ha riportato alla mente quella di Cecilia Sala, questa antica storia, che molti citano ancora oggi come un esempio, diciamo, di insubordinazione a seconda dei punti di vista in positivo e in negativo dell'Italia rispetto all'amministrazione americana, statunitense. Ma è chiaro quello che si rileva è la diversa posizione dell'Italia nei confronti degli Stati Uniti in una situazione di grande gravità, perché questo era legato alla morte, come hai accennato tu, di un ebreo americano, Klinghoffer, che di fatto era l'obiettivo dell'assalto all'Achille Lauro, tant'è che appena ucciso questo Klinghoffer sono stati disponibili. In realtà va capito che sia Craxi che Andreotti erano vicini al movimento dei palestinesi e alla cessazione, quando è morto Klinghoffer, grazie alle intercessioni di Arafat, riuscirono a mandare sulla nave Abu Mazen e convincere i dirottatori a scendere dalla nave, e poi è seguito quello che hai detto tu. Ora, in realtà lo scontro è stato uno scontro politico soprattutto molto forte, perché sia Craxi che Andreotti non hanno voluto minimamente accettare l'imposizione di Reagan, che era arrivato al punto di mandare la Delta Force attorno all'aereo per poter recuperare i palestinesi. Questa è stata un'azione di forza molto significativa da parte del Presidente del Consiglio Craxi e del Ministro per gli esteri Andreotti, che hanno assunto questa posizione, per capire, di diniego nei confronti del rilascio dei soggetti palestinesi, dicendo che la nave su cui era avvenuto il fatto era una nave italiana e quindi cadeva sotto la giurisdizione italiana. Ora, sia Craxi che Andreotti erano perfettamente a conoscenza di essere ascoltati, e quindi
ufficialmente dichiaravano la loro disponibilità a una concessione dei palestinesi, ma in realtà, e questo me l'ha detto Andreotti di persona, ma in realtà loro comunicavano con dei pizzini, quindi a voce dicevano che sarebbero stati disponibili a rilasciarli, ma con i pizzini in realtà loro si passavano dei messaggi diversi. Ora c'è stato, come hai ricordato tu, un potenziale scontro armato, perché Reagan mandò la Delta Force e poi coi carabinieri e con l'aviazione ci fu un momento veramente di scontro, e il responsabile delle forze dell'ordine italiano, Sigonella, disse alla Delta Force che o se loro non avessero lasciato la posizione avrebbero aperto il fuoco. I terroristi furono poi portati a Ciampino e Andreotti e Craxi continuarono in questa loro, fra virgolette, messa in scena. E che cosa avvenne? Avvenne che loro poi fecero scendere i palestinesi da questo aereo durante la notte, li caricarono su una camionetta e li dirottarono verso un aereo che aveva come destinazione un paese per il quale non era prevista l'estradizione. Questo segnò un profondo scontro nei confronti degli Stati Uniti, che in una situazione di grande tensione come questa, insomma, no? Gli italiani manifestarono la loro, fra virgolette, insubordinazione, ma in realtà Andreotti e Craxi erano estremamente convinti, come dovrebbe essere, del fatto che esiste una giurisdizione italiana, esiste la giurisdizione di un paese e tu non puoi affrontare quella situazione con una azione di forza come era stata quella. In realtà le conseguenze dell'atto, fra virgolette, di insubordinazione furono poi evidenti quando cadde il muro di Berlino, e quindi cadendo il muro di Berlino venne meno la deterrenza da parte della Russia nei confronti delle azioni degli Stati Uniti e nei confronti di un paese in cui i partiti di sinistra, comunisti e altri, erano fortemente significativi come percentuale di votanti rispetto al mondo sociale italiano. E nel 90-91, dopo la caduta del muro di Berlino, si è avviata Tangentopoli. Tangentopoli ha avuto due protagonisti di fatto che sono stati emarginati dalla politica, e sono sempre stati Craxi e Andreotti, per cui Craxi è stato esiliato da Mamet ed Andreotti è stato, fra virgolette, processato a lungo per reati che poi non sono stati dimostrati, quindi sono reati che non esistevano, ma comunque venne in un qualche modo emarginato dalla politica. Insomma, in qualche modo l'hanno pagata. In qualche modo l'hanno pagata. Io sono profondamente convinto che Tangentopoli, messa in piedi anche grazie all'aiuto dell'intelligence americana, l'abbiano pagata duramente, insomma, nel senso che sia Craxi che finito da Mamet e guarda caso Andreotti gli hanno fatto i processi politici, ma alla fine non si è concluso niente. Quindi questo per dire che noi abbiamo già avuto degli scontri con gli Stati Uniti, e le differenze sono: primo, il mantenimento con Craxi e Andreotti della posizione dell'Italia e della sua autonomia giurisdizionale, giuridica, politica, sociale, per cui noi siamo alleati, ma non siamo come dire, schiavi, non siamo servitori. E il secondo caso invece una progressiva e crescente sudditanza nei confronti degli Stati Uniti, nei confronti della finanza americana e dei fondi che lentamente stanno entrando nell'economia del nostro paese, insomma, no? Quindi mi ha colpito recentemente la posizione di due fondi che sono il Macquarie e
Blackstone, che hanno una quota di partecipazione importante in autostrade, e loro hanno minacciato un'azione perché volevano che i pedaggi crescessero molto di più di quello che erano stati definiti, ma questo avrebbe comportato un aumento di inflazione e un aumento delle spese per gli italiani. Questa è dimostrazione che questi interventi finanziari nel paese non sono opera di organizzazioni non profit, ma sono duramente diciamo, espressi da interessi altrui, come con TIM, Telecom, che è stata di fatto svenduta a prezzi di saldo, insomma, no? Quindi abbiamo una presenza significativa, e quanto più l'Italia dimostra la sua debolezza anche dal punto di vista politico, tanto più facile diventa la preda delle aziende italiane, dell'economia italiana. E ricordo che per la prima volta oggi le partecipazioni pubbliche nell'economia sono scese per la prima volta a Piazza Affari sotto il 30%. Quindi questo per colpa delle privatizzazioni che sono state fatte, per colpa degli interventi che sono stati fatti su aziende importanti come Eni ed altre, e comunque oggi lo Stato italiano ha partecipazioni in Piazza Affari per la prima volta nella storia inferiori al 30%, e questo dà indicazione della crescente, fra virgolette, interferenza. E qui il problema diventa anche importante, perché ci si dovrebbe domandare se noi abbiamo un socio occulto, fra virgolette, non tanto occulto, che condiziona le manovre del governo, e condiziona le manovre dello Stato. Quindi questa situazione è legata a una posizione di passività, di dipendenza, insomma, no? Questo della Sala è un esempio, fra virgolette, che lascia dei dubbi, insomma, no? Quantomeno come è stato possibile che nel giro di 2 giorni dopo l'arresto dell'ingegnere iraniano, semplicemente dopo 2 giorni dopo è stata arrestata la Sala. Quindi è chiaro che dovevano avere delle chiare informazioni su chi era, dove era, cosa faceva, e l'hanno presa, non la sono andati a cercare chissà dove, insomma. E la Sala non è la prima giornalista che hanno preso per strada, insomma. Loro col compagno suo scrivono sul Foglio, che è un giornale di interesse particolare verso il modello atlantistico, eccetera, insomma. Quindi ci sono dei dubbi sul fatto che lei soprattutto sia stata presa al volo, insomma, no? Cioè neanche 2 giorni dopo l'arresto dell'ingegnere iraniano lei viene coinvolta, eccetera. Poi gli sforzi sono stati fatti, ed apprezzare sicuramente quello che è stato fatto dal governo italiano, ma io ho l'impressione che in questa situazione si debba essere oramai più prevenuti. Allora, diciamo così brutalmente questo, che ci fossero stati Andreotti e Craxi di fronte alla richiesta di interdizione degli Stati Uniti, avrebbero detto sì sì, adesso lo andiamo a catturare, dandogli l'indicazione prima scappa, che poi noi possiamo dire che abbiamo cercato di catturarti ma non ti abbiamo preso, insomma, no? E quindi io credo che bisogna stare con le antenne molto dritte, perché questo esempio può essere un precedente molto forte, insomma, no? E quindi questa sudditanza nei confronti degli Stati Uniti diventa un problema poi di progressiva immobilizzazione dal punto di vista delle relazioni internazionali. Ecco, ma c'è un quadro anche diverso, no? Perché là stavamo parlando degli anni '80 e c'era anche quello che qualcuno aveva chiamato il lodo Moro, sostanzialmente. Sì. Di fronte a un pericolo che era quello degli attentati di matrice palestinese, la nostra politica, diciamo, di pacificazione, di accordo, permetteva di evitare che ci facessero attentati sul nostro Sì. territorio, in cambio di una politica appunto distensiva, che era quella incarnata in primo luogo da Craxi, ma anche da Andreotti. Il quadro adesso forse è diverso, no? Probabilmente.
Quindi c'è da mettere in considerazione anche quello o no, secondo te, professore? Assolutamente sì, cioè abbiamo avuto la dimostrazione che è sufficiente che il governo americano mandi un'indicazione di fronte a un soggetto terzo di cui transita nel tuo paese e interviene di fatto in modo pesante nella giurisdizione italiana, insomma, no? Quindi è stato arrestato senza che le autorità governative americane mandassero la documentazione relativa all'arresto per valutare da parte della magistratura italiana se quell'arresto era giustificato o meno. Quindi sono cambiate completamente le situazioni. Certamente il fatto che sia venuto meno l'aspetto interdittivo del patto di Varsavia, e questo ha consentito dal 90 in poi l'esercizio di una forma di monopolare di confronto e di scontro sostanzialmente. Questo ha fatto scrivere libri dal titolo Il fine della storia, no, di Fukuyama. La gente ha pensato, dopo la caduta del muro di Berlino, che ci sarebbe stata una sola forza al mondo, globale. E adesso sta cambiando, perché di fronte alle dichiarazioni di Trump di Groenlandia, che sono 50.000 abitanti, e di fronte al canale di Panama, insomma sono dichiarazioni, fra virgolette, un po' destabilizzanti. È già stato ripreso dai suoi, ma il rischio è che si alzi un livello di tensione e oggi la civiltà occidentale, fra virgolette, si trova ad essere il G7 al 27% del PIL mondiale, mentre i BRICS hanno il 48% del PIL mondiale. I BRICS rappresentano il 50% della popolazione mondiale e quindi abbiamo un altro aspetto importante, che la politica di sviluppo americana ha creato una forte debolezza, come io ho sostenuto da tempo, perché la manifattura, che è importante perché è la produzione di beni reali che crea ricchezza, è stata delocalizzata in Cina, no? Quindi se noi andiamo a vedere il PIL americano, solo per il 10% è rappresentato da manifattura, per il 90% il PIL è rappresentato da servizi di finanza, servizi di assicurazione, servizi di credito e sanità. No? Quindi, mentre per gli altri paesi dei BRICS la manifattura rappresenta il 40-50% del PIL. Quindi il fatto di avere portato all'estero molte attività produttive di fatto ha costretto ad avere un PIL oggi negli Stati Uniti che solo per il 10% è manifattura, il resto 90% sono servizi. Quindi si trova, è vero che si cambia presidente, ma gli Stati Uniti i problemi che hanno rimangono quelli. Quindi il tentativo di esercitare un potere come una volta non è più possibile. Quindi siamo in una situazione multipolare e proprio quest'anno, in cui la presidenza dei BRICS è presso il Brasile, il Brasile sta cercando di avviare una moneta alternativa al dollaro, un sistema alternativo allo SWIFT, e la dichiarazione che ha fatto il Brasile come presidenza annuale dei BRICS ha chiaramente accennato a queste misure. Quindi è cambiato il mondo e noi non abbiamo più la capacità politica di trovare un equilibrio tra forze opposte, no? Quindi noi ci mettiamo tutti da una parte, però ci troviamo i BRICS dall'altra. Insomma, è una fase politica molto complicata, molto difficile, che richiede una grande attenzione e soprattutto una grande prevenzione nei confronti di atti ostili che possono essere fatti da esterni. Ecco, appunto, questo cambio degli equilibri, secondo te, è più probabile che avvenga in una ottica di distensione o in una ottica di confronto militare, muscolare?
perché anche recentemente, proprio stamattina sfogliavo i giornali, il Papa è ritornato, ha parlato il Papa, ma lo prendo come spunto, a parlare di guerra mondiale, di rischio di guerra sempre più estesa. Al contrario, Trump è identificato invece come un presidente che non vuole la guerra in generale, vuole casomai pensare al suo paese, agli Stati Uniti in primis, no? Tu come la Sì, vedi? è così, però cioè, anche con l'Ucraina lui ha assunto una posizione, adesso poi vedremo nei fatti, di chiudere la partita, la partita dell'Ucraina. Sentivo un'intervista che è stata fatta a Flynn, al generale Flynn, che era il responsabile della sicurezza sotto il governo Trump precedente. Mi ha colpito la dichiarazione del generale Flynn, che è comunque un uomo importante nel gruppo di guida di Trump, il quale afferma che l'errore fondamentale fatto dall'amministrazione Biden è stata quella di attaccare la Russia, no? Spingendola, lo dice lo stesso Flynn, no? Spingendola nel 2014, creando una forma di stato contrario alla Russia in Ucraina, e lui dice che è stato un errore grave perché questo ha allontanato la Russia dall'Europa e l'ha spinta fra le braccia della Cina. Flynn dice che l'operazione è quella di, fra virgolette, richiamare la Russia più vicina all'Europa per fare un ponte con la Cina. Quindi le dichiarazioni di Trump sono un po', come dire, preoccupanti se prese dal punto di vista formale, cioè noi prendiamo la Groenlandia come se la Groenlandia fosse una cosa così semplice, o il canale di Panama. Quindi questa azione di sviluppo militare o comunque può incidere su azioni militari, perché la Cina ha degli interessi importanti in Groenlandia e quindi uno scontro economico sulla Groenlandia rischierebbe poi di avviare uno scontro di tipo militare. Io credo che questo non si farà perché gli Stati Uniti non se lo possono permettere in questo momento, non si possono permettere, con tutte le debolezze interne che hanno, sollevare degli scontri militari. Minacciare sì, ma poi al lato dei fatti trovare delle forme di combinazione di soluzioni, insomma. Senti, professore, visto che mancano 4 minuti alla fine della nostra trasmissione, a proposito di Stati Uniti e Italia, un altro argomento del quale ci eravamo ripromessi di parlare è un altro argomento del quale si parla molto in questi giorni, cioè il ruolo di Elon Musk, non solo e non tanto all'interno dell'amministrazione americana, quanto in proiezioni internazionali. In questo caso anche in relazione all'Italia, no? Ieri Giorgia Meloni ha detto che non c'è niente di definito con SpaceX per la fornitura delle infrastrutture di telecomunicazione satellitari di Musk all'Italia, non c'è niente di stabilito. È vero che non c'è nessuna rete pubblica analoga confrontabile, però tutto quanto passerà tra Parlamento e Consiglio Supremo di Difesa e tutto il resto. Cioè ci sono tutte le garanzie perché la sicurezza nazionale eventualmente venga garantita. Allora, tu cosa ne pensi di questa figura di imprenditore che ormai è un tutt'uno, per la verità, con l'amministrazione americana? Quello che mi colpisce sono alcune dichiarazioni fatte, per esempio, da Blinken, che è il segretario di Stato americano, il quale ha detto, ma insomma, Elon Musk è un privato cittadino, può dire quello che vuole, ma come vai a dire che è un privato cittadino? Cioè, è uno che con le sue azioni ha favorito la rielezione di Trump ed è di fatto un ministro non ancora formalizzato, ma di fatto è un ministro che opera nei confronti di terzi con una sua autorità. Questo si permette di entrare nel giudicare l'Italia, ma si permette di giudicare la Germania. Non dimentichiamoci che la Germania fra un po' va al voto e questa sua posizione da parte di Elon Musk di appoggiare la destra, no? In cui dice, beh, se la destra vince si salva la Germania, e ha appoggiato anche
la posizione in Austria, eccetera. Quindi è un soggetto che ha un grande potere perché dal punto di vista delle comunicazioni, dal punto di vista delle risorse finanziarie, è uno in grado di orientare dei voti, uno in grado di orientare delle scelte, insomma, no? E questa sua, fra virgolette, instabilità, perché lo vediamo che dichiara una cosa, un'altra, ne fa un'altra ancora, eccetera. Allora, se io devo affidare a un soggetto terzo che è privato, ma che però intrinsecamente è una figura instabile, perché non ha la sufficiente stabilità per garantirti che se tu gli consegni il pacchetto delle informazioni, lui ti garantisce una sorta di pieno controllo. E questo è molto preoccupante perché il soggetto in sé, di per sé, insomma, no? Il soggetto in sé è un soggetto, fra virgolette, non controllabile. E questo è il problema, cioè Elon Musk non è un soggetto controllabile e quindi è un soggetto estremamente mobile, cambia parere, cambia posizioni, e affidare a lui la gestione di informazioni, fra virgolette, segretate o di informazioni di pericolo, io lo vedo molto pericoloso. Scusa Sì. l'uso del termine. Lo stesso Prodi, intervistato, ha dichiarato la stessa cosa, questo indipendentemente dallo schieramento politico di destra o sinistra, cioè non è un problema che di destra piuttosto che di sinistra, è un problema complessivo che riguarda il paese. Ecco, mi viene in mente, per dire che noi abbiamo menato tanto scandalo sulla figura di Berlusconi, no? Un grande imprenditore Sì. che entra in politica, conflitti di interesse e via dicendo. A me sembra che Elon Musk sia un Berlusconi all'ennesima potenza. No. Perché ha un potere che Berlusconi non aveva. Berlusconi aveva il potere delle televisioni, questo è un potere fortissimo, e poi mentre Berlusconi tutto sommato si limitava all'Italia, questo non evita di intervenire come se fosse un ministro ombra, insomma, no? E ti viene quasi l'idea che lui voglia perseguire un successo e un potere personale, ma quello che a me, ripeto, lascia in dubbio è la persona, cioè questa è una persona volubile, è una persona che cambia idea. Tu puoi affidare a una persona del genere la gestione delle informazioni sensibili, e questo secondo me è molto pericoloso. Allora, professore, avremo modo di riparlarne, intanto sono le 11.01, dobbiamo salutarci qua. Io ringrazio il professor Fabrizio Pezzani, coloro che ci hanno seguito. Professore, grazie e buona fine settimana. Grazie a voi e buona settimana a tutti. Va bene, speriamo. Avete ascoltato Auto da Fè.